Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Siamo a Fratta Polesine e la bellissima cornice di Villa Badoer ospita l'ultima serata della manifestazione Villa Giardini promossa dalla provincia di Rovigo. Una serata finalmente bella dopo le piogge dei giorni scorsi, accoglie Nina Zilli e il suo bellissimo concerto. Un pubblico molto superiore alle attese, la gente ascolta queste canzoni, vive questo spettacolo con entusiasmo e con tante emozioni. Nina Zilli è conosciuta dal grande pubblico dopo l'esperienza sanremese, ma in realtà è un'artista poliedrica che canta da quando aveva 13 anni. Siamo con Patrizia che conosce Nina Zilli da tantissimo tempo. Cosa puoi dirci di lei? È veramente molto divertente e interessante imparare tutti i giorni sia dalla band, il Smoke Orchestra, che da lei, che è soprattutto una gran bella persona. Ascolta Patrizia, tu l'hai seguita anche a Sanremo, vero? Sì, sono andata come amica così per starle vicino in un momento così forte, così importante per lei. Dici, e com'era? Era tesa, era agitata? No, ripeto, è una grande professionista, ha preso infatti il premio come miglior performance dal vivo, il premio della critica a Sanremo. Io credo che sia sicuramente il suo momento e che la vedremo per lungo periodo, ecco. Solo alcune brevi considerazioni. Quando si arriva a conclusione di un percorso come tra Villa Giardini è bene fare anche un minimo di bilancio e il bilancio è sicuramente positivo. Facevamo prima un attimo di conti, probabilmente più di 15.000 spettatori hanno frequentato queste serate e quindi insomma un bilancio sicuramente molto positivo. Però è anche un momento in cui si devono fare dei propositi per il prossimo anno. E quindi noi pensiamo che sia indispensabile dare un risvolto turistico maggiore e vorremmo con questo presentare l'edizione legata al 2011 alla BIT a Milano, alla Borsa Internazionale del Turismo, perché pensiamo che associare momenti di spettacolo ai luoghi più significativi del Polesine sia molto importante. Spettacoli come quello proposto questa sera da Zilli sia veramente di pregio, ma anche proprio sollevi morali. L'anno prossimo? È tutto da costruire, però senz'altro dovremo farlo e progettarlo in modo da promuovere proprio il nostro territorio. Questa serata una degna conclusione per una manifestazione che quest'anno è stata veramente molto interessante. Sì, è stata una manifestazione molto seguita, dai calcoli che abbiamo fatto più di 15.000 persone ci hanno seguito, è un modo per scoprire la nostra terra attraverso anche spettacoli di grande qualità. Anche se è un momento di crisi, devo dire che investire in cultura significa dare l'opportunità alla gente di partecipare e soprattutto di conoscere e di scoprire il proprio territorio. Signor Sindaco, una serata indimenticabile per Fratta Polesine. Sicuramente è un crescendo continuo, è quasi 10 anni che ci teniamo nel valorizzare Villa Badoer attraverso questi spettacoli. Io credo che questa sera della buona musica è venuta anche a Fratta nel nostro Polesine, tanta gente che ha avuto anche la possibilità non solo credo di ascoltare la musica ma anche di ammirare questo grande patrimonio, questo bellissimo palcoscenico che dovrà essere ogni anno sempre più valorizzato. Voglio ricordare comunque anche le prossime manifestazioni a Fratta, la manifestazione clou che si tiene a novembre, che è quella delle 3 giornate di Fratta Carbonara, per ricordare i carbonari della Fratta morti dallo Spielberg e quindi ogni anno ricordiamo questo evento. È un altro evento importantissimo, è il 26 dicembre, che è la rievocazione del presepe vivente, che è una delle tappe diciamo del Polesine visitate da migliaia di persone. Vi diamo appuntamento a Fratta Polesine per scoprire le bellezze di questa cittadina che ha tantissime cose da dare a tutti quelli che vorranno venire a visitarci.